Buona giornata, ben trovati, è l'ultimo appuntamento dell'anno, anche per il nostro appuntamento, scusate la ripetizione, con il mondo dello sport attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com e attraverso il canale digitale 95 in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove potete vedere appunto la TV, Caffè TV 24. L'appuntamento è ogni sera 19:40, 19:45 circa, in seconda emissione in replica nella seconda parte di serata e poi la terza replica nelle prime ore del mattino. Questo per quanto riguardava l'introduzione. Allora andiamo ad introdurre gli ultimi avvenimenti, un po' di bilanci per vedere insieme a voi quali sono naturalmente le principali notizie. Qui vedete Menetti che dalla regia arriva subito perché vogliamo parlare in apertura di A1 o di TVB. Ci sono state due sconfitte per la pattuglia di Menetti, la prima contro Sassari un po' scontata, 101-79, la seconda contro Brindisi, anche questa è una partita molto dura che è stata legittimata appunto dagli uomini di Brindisi per 81-74. È una compagine, quella di Menetti, che in questo momento più che preoccupare sotto il profilo del gioco preoccupa sotto il profilo degli infortuni. Ci sono uomini importanti che anche nelle ultime gare hanno dovuto lasciare il campo acciaccati e non hanno potuto contribuire alla lotta per cercare la vittoria, per cercare appunto di portare a casa punti il più possibile. Adesso si attendono naturalmente di recuperare tutti questi uomini e di giocarsela poi alla pari con Varese nel prossimo turno. Parliamo di Venezia, perché anche Venezia non è che vada a 1000 in questo periodo, sta paradossalmente andando meglio in Coppa piuttosto che in campionato. In campionato ha faticato un pochino in casa per battere Pesaro, che è l'ultimo della classe, 98-92, 6 lunghezze soltanto. Andiamo a sentire che cosa ci dice coach De Raffaele a fine partita. Una partita dall'alto punteggio con tanti punti da entrambe le parti, una partita che per noi quando si alza molto il punteggio e quando facciamo spesso canestro diventa sempre molto difficile. Credo che la pecca che abbiamo avuto nell'ultimo quarto è stata quella di non aver chiuso la partita, anche se devo dire onestamente che Pesaro ha fatto una partita con grande merito, segnando anche dei canestri con Pusica e Williams veramente di grande qualità, però per noi era importante portare a casa questa partita per giocarci poi nella prossima le carte di accesso alla Coppa, e credo che la nota importante sia con quale autorità Andrea sta prendendo in mano la squadra. Devo dire anche la crescita di Chappell è stata importante e era importante portarla a casa. Dopo Roma non è stato soddisfatto stasera? Ma è una situazione un po' particolare, perché nel senso che l'attitudine, non posso dire niente sull'atteggiamento dei ragazzi, perché comunque è stato un atteggiamento molto costruttivo, hanno provato a fare, chi più chi meno, però ripeto, credo che ci sia anche in alcuni momenti tanto merito da parte di Pesaro in alcuni canestri. È naturale che questa consistenza difensiva va migliorata, perché non è una cosa che ci appartiene. Ci succede spesso quando in attacco abbiamo facilità a segnare, allora spesso facciamo un passo indietro in difesa. È naturale che è una cosa che alla lunga per la nostra squadra non paga, e quindi questa è una cosa certamente da sistemare. Questo De Raffaele per quanto riguarda l'Umana Reyer Venezia, ma c'è tempo, come avete sentito appunto, per sistemare tutte queste cosine. Venezia alla ripresa il 4 e 5 gennaio giocherà contro Brescia in trasferta sabato sera alle 20:30, la TVB invece giocherà domenica in casa contro Varese alle ore 19. Vedete il biglietto augurale con buone feste dell'Imoco Volley Conegliano, che per quanto riguarda la 1 di pallavolo femminile riposa, o per modo di dire insomma lavora, ma con molta tranquillità dopo le fatiche del mondiale vinto con molto merito. Imoco Busto in campionato è terminata 3-0, rullo compressore la formazione di Santarelli, 6 punti di vantaggio proprio sulle Bustocche, e a Busto Arsizio si giocheranno anche i quarti di Coppa, o meglio la Final Four per la Coppa, con i quarti fissate per il 29
29 e il 30 gennaio. In A1 maschile Civitanova continua il suo campionato, sembra essere un campionato ormai chiuso per questa squadra, però attenzione perché ci sono i playoff che rimettono in gioco un po' tutti, e adesso c'è anche il preolimpico per molti atleti interessati soprattutto nel maschile. Fortunatamente per il femminile siamo già qualificate per Tokyo. Nella A3 di pallavolo maschile c'è il Motta di Livenza, il suo tecnico Barbon ha dichiarato in settimana che vuole risultati positivi, a cominciare dalla ripresa del campionato in casa contro la penultima della classe. Arriva a far visita a Motta, Torino. I Leoni del Benetton sabato hanno vinto nettamente il loro secondo match, il loro secondo derby contro le Zebre di Parma per 36-25. Ieri abbiamo ascoltato un sorprendente Luca Morisi, oggi sentiamo un buonissimo Nicola Quaglio che ha dato il suo notevole contributo alla gara di sabato scorso, vinta, vi dicevo, 36-25. Quaglio, sia in conferenza stampa che poi con i tuoi colleghi, diciamo che era una partita insomma giocata in modo diverso da quella di sabato scorso, e non soltanto per le condizioni meteorologiche ma anche perché era un derby. Sì, come hai detto te, c'erano le condizioni ideali per giocare, il campo era in perfette condizioni rispetto alla partita dell'andata, e penso che sia stata una bellissima partita, specialmente per noi. Siamo riusciti, nonostante l'inferiorità numerica, per 70 minuti a imporre il nostro gioco, il nostro ritmo, e basta. Obiettivo raggiunto, 5 punti portati a casa, è una grande prestazione da parte di tutti. Quando avete dovuto giocare con l'inferiorità numerica, che pensiero ti sei fatto? No, magari dalla panchina c'era qualche timore, perché comunque le Zebre è una squadra che gioca tanto e quindi con un uomo in più potevano fare la differenza, però penso che ci sia stata una grande reazione, il gruppo si è compattato e ha risposto alla grande. Hai detto bene, dalla panchina il gruppo si è compattato, perché è importante anche quando si entra dalla panchina dare il proprio supporto. Sì, è importante, cioè, come dice sempre l'allenatore, non ci sono titolari di seconde scelte, ma ci sono starter e finisher che hanno il compito di entrare e chiudere la partita. Penso che oggi sia stato così, quindi una grande prestazione da parte di tutti. Siete risaliti nelle posizioni che insomma dovreste meritare e meritate. Sì, siamo risaliti, adesso l'obiettivo oggi per oggi è raggiunto, ma la strada è ancora lunga, resta sempre rammarico per il passo falso con Cardiff, perché sennò penso che saremmo stati secondi in classifica con i 5 punti che abbiamo lisciato alla fine, però vabbè, l'obiettivo è risalire nelle posizioni che ci competono. Arriva l'anno nuovo, festeggiamenti? No, tanto lavoro, però anche un giusto festeggiamento con moderazione, diciamo. Un sorriso non manca a Nicola Quaglio, pilone appunto del Benetton. Intanto in casa Benetton si dovranno fare i conti con la squalifica che prenderà Brex. Si parlava e si ventila un 3 settimane di squalifica per il giocatore dopo essere stato espulso dopo 17 minuti di gioco sabato scorso. Calcio con i sorrisi che si sprecano all'Inter con la ripresa degli allenamenti, sono rientrati in gruppo Sanchez e Barella e si attende l'arrivo di Vidal, che sembra fatto ma che potrebbe arrivare soltanto dopo la Supercoppa in Arabia e dopo che le due società si saranno parlate, Barça e Inter. In Serie B le venete e le friulane viaggiano bene, soprattutto il Pordenone del Trevigiano Tesser, scusatemi, che ha vinto 1-0 in casa alla Dacia Arena l'altra sera contro la Cremonese, ed è stata una buona vittoria perché dà il secondo posto in solitaria da solo appunto alla formazione di Pordenone dietro il Benevento di Pippo Inzaghi. Sorpresa in negativo invece al Tombolato di Cittadella, dove l'11 di Venturato ha perso 3-1, un po' a sorpresa dobbiamo dire dall'Entella, perché di solito il Cittadella di fronte al proprio pubblico al Tombolato provoca guai grossi alle contendenti. Invece questa volta è stata l'Entella a provocare
dare il colpo. Colpo anche del Venezia che ha vinto a Perugia per 1-0 e ha salvato la panchina di Dionisi, è il caso proprio di dirlo. Lo stesso Dionisi aveva dichiarato appunto la settimana scorsa di sentirsi in debito con questa società, con questa squadra, e di sentirsi in condizione di poter anche venire esonerato. Così non è stato almeno per questa settimana. Venezia che vince 1-0. Il Chievo è andato a fare una partita normalissima a Pescara strappando uno 0-0, un punticino che insomma serve dopo la sconfitta con il Benevento della scorsa settimana. Per quanto riguarda la Serie C si riprenderà dopo nell'anno nuovo con l'Anerossi Vicenza sempre in vetta con 45 punti, a seguire Carpi e Reggio Audace. Anche in Serie D si riprende con l'anno nuovo, il 5, con il Campodarsego di Andreucci che dovrà tenere testa a Legnago e Ciarlins Musane, a Clodiense e Cartigliano, ad Adriese ed Ambrosiana. A proposito di Adriese, si torna in campo, vi dicevo, il 5 gennaio con il Montebelluna in casa proprio contro l'Adriese di mister Tiozzo. Un bilancio di fine anno allora per il calcio dilettantistico veneto lo facciamo velocemente. Si vede in testa per quanto riguarda il campionato di eccellenza Girone A il Sona, capolista. Il Giorgione ha perso l'occasione perdendo proprio in casa con il Sona e spalancando le porte appunto a questa squadra che è da sola in testa al campionato di eccellenza Girone A. Nell'eccellenza Girone B troviamo il San Giorgio Sedico che forse un po' a sorpresa per molti, ma non per gli addetti ai lavori, perché l'avevamo vista ad inizio campionato proprio a farla di Soligo contro il QDP e ci aveva impressionato per quanto riguardava il gioco. Il suo tecnico ci aveva detto che insomma qualche cosa non funzionava anche a dovere, poi il tutto rodato e San Giorgio capolista. Seconda è il Portogruaro che abbiamo visto tramite le nostre telecamere sul campo del D'Agostin di Pieve di Soligo, una formazione che sicuramente potrà dire la sua. Se giocherà come ha giocato contro l'Eclisse Careni Pievigina è sicuramente una delle squadre, a mio modesto avviso, poi per carità mi posso sbagliare, è una delle pretendenti chiare e decise alla vittoria finale. Promozione, c'è l'Opitergina che è capolista davanti a tutti, Opitergina nel cuore, vedete la torta, la cena di Natale e di fine anno, e può essere contento Mauro Conte dell'andamento della sua squadra, un Opitergina capolista che tiene a 8 punti di distacco il Treviso che è incappato in un altro mezzo passo falso pareggiando contro il Villorba. Andiamo a ricordare la prima categoria, il girone G, per quanto riguarda la provincia di Treviso e soprattutto la zona del Coneglianese che ci interessa da vicino. Troviamo capolista nel girone G il Santa Lucia Susegana che dovrà fare i conti con la seconda in classifica che è il Barbisano Eclisse. Ritorniamo all'eccellenza perché nel girone A il prossimo turno vedrà il Giorgione atteso ad Arcella in provincia di Padova. Nel girone B Porto Mansuè Union Pro, Liventina Lia Piave, Martellago Montello, Eclisse Careni Pievigina contro Vittorio Veneto Falme e la seguiremo con le nostre telecamere, Robeganese Union QDP, Portogruaro San Giorgio Sedico, Noale Spinea, rinviata la gara tra San Donà ed Istrana. Per la promozione nel girone D Opitergina capolista in casa contro il Vazzola, il Treviso Altenni contro il Vedelago. Per quanto riguarda il calcio è tutto, per il basket vi ricordo che in Serie A2 femminile il Ponzano andrà a Carugate con l'imperativo di fare punti per non rischiare ulteriormente la classifica bassa. In Serie B maschile invece la Rucker Sambe guarda con un unico obiettivo, centrare la Final Four di Coppa Italia di categoria. Per farlo e per approdarci deve vincere in casa contro Varese domenica sera. Noi ci saremo, le nostre telecamere pure, e ve lo racconteremo poi ad inizio del nuovo anno quando ritorneremo a pieno regime anche con questo programma. Noi vi salutiamo qui, vi auguriamo un buon anno alla nostra redazione, alla regia di Vincenzo Russo, a tutti i nostri tecnici, a tutti i nostri inviati sui campi, al programma di Riccardo Bonvicini che
ci parla di Dilettanti a tutto campo, iniziata sotto Natale e che continuerà nell'anno nuovo. Insomma, ci sono tante novità, ce ne saranno ancora. Io vi auguro un buon fine 2019 e un buon nuovo anno 2020 o 2020, come usano dire i grandi. A tutti voi, buon anno!